Sotto l'insegna di Impresa, Responsabilità e Futuro si è tenuta a Treviso, nell'area Open Dream dell'ex fabbrica Pagnossin, la prima assemblea generale di Assindustria Veneto Centro, nata dall'Unione degli imprenditori di Padova e Treviso e oggi seconda associazione di categoria per grandezza in Italia, con 3.300 imprese associate e oltre 160.000 addetti. Un'assemblea che anzitutto ha ratificato il passaggio di consegne tra Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana, ma che poi, grazie anche ad interventi di alto profilo industriale come quelli di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, e Matteo Zoppas, presidente veneto di Confindustria, ha discusso della funzione dell'impresa come motore del paese dal punto di vista industriale, certo, ma anche sotto il profilo sociale, civile e culturale. Intanto siamo qui per la nostra prima assemblea da Assindustria Veneto Centro. L'anno scorso abbiamo fatto la fusione e questo è il primo momento dove ci ritroviamo insieme come Assindustria. Di fatto i dati per quanto riguarda la nostra area sono dei dati positivi, le imprese continuano ad andare bene, ci sono ancora investimenti, anche se chiaramente siamo un po' preoccupati perché qualche segnale di stanchezza o perlomeno di sfiducia cominciamo a vederlo anche in queste aree, che poi sono aree veramente trainanti e fondamentali per l'intera economia, non solo veneta ma ovviamente italiana. E noi oggi siamo la seconda Confindustria a livello nazionale per quanto riguarda il numero delle imprese e abbiamo dunque la responsabilità di rappresentare e di dar voce a tutte quelle imprese che oggi sentono la necessità attraverso l'associazione di poter dire qual è il loro pensiero riguardo a un momento sicuramente non facile dal punto di vista economico e non facile anche dal punto di vista del governo. I numeri del primo trimestre del 2019 sono incoraggianti. L'industria tra Padova e Treviso ha fatto registrare un rialzo dell'1,7% su base annua sotto il profilo della produzione, tornata a salire dopo 2 trimestri di contrazione, accompagnata dal rimbalzo anche degli ordinativi e delle vendite. I dati meno positivi però fotografano l'export di investimenti in leggera contrazione, seppur ancora in territorio positivo. Cala viceversa la fiducia delle imprese, che da Treviso chiedono al governo di mettere un freno all'incertezza amministrativa e al rischio stretta sul credito. Il concetto è che noi abbiamo bisogno non di soldi, abbiamo bisogno di sentire vicinanza. Questo governo, chi ci governa, il Veneto, l'Italia, sono vicini a chi fa impresa e fanno in modo che le imprese riescano a creare quel valore che dopo possono quindi distribuire. È il punto di partenza di tutto o è secondario rispetto ad altre cose? Rispetto all'Europa dobbiamo dimostrare che le nostre risorse le spendiamo per le riforme, per le strutture, per l'innovazione, per le aziende, non per la spesa corrente, perché noi vogliamo un'Europa forte e noi vogliamo essere protagonisti anche noi in un'Europa forte, non vogliamo essere succubi di nessuno.